Basterebbe una vita per capire perché abbia accettato di tenere un concerto in questa città. Come non basterebbe a giustificare certe scelte che un uomo, in circostanze non comuni, compie, non sapendo magari di abbandonare un ragionevole percorso per un altro, magari più affascinante e misterioso, alla fine potrebbe rivelarsi carico di fatalità. C'è qualcuno? Niente male per essere una donna. Come hai fatto a sapere che sono una donna? Così ho tirato a indovinare. Avevo il 50% delle probabilità. Oh, prova a indovinare qualche altra cosa di me. È giovane, non è vero? Ma a chi lo stai chiedendo? Al pianoforte. E cosa ti ha risposto? Che sei giovane. Sì? E che altro? E che altro? Che sei alta, che hai lunghi capelli biondi, occhi chiari, che ti piacciono i gatti e il gelato al pistacchio. È così? Come hai fatto a descrivermi così bene? Beh, sei la mia donna ideale, quella che io sogno tutte le notti. Io adoro i cani. E i gelati al limone. Conosci Bach? L'ho incontrato una volta.
Io invece sto cercando di parlare con qualcuno dell'associazione musicale. Forse tu. Mi dispiace, io non dipendo da nessuno. Non sono socia di niente. Non posso aiutarti. Mm. Beh, è strano. Qualcuno prima o poi si farà vivo. Hai visto nessuno da queste parti? No. Certo, devo ammettere che qui si fanno degli incontri interessanti, anche se non sei la persona che mi aspettavo di vedere qui. Mi è stato chiesto di tenere un concerto. Sei Giorgio Valli, vero? Mhm. Hai un tocco speciale. Grazie. Pensa a questa sala piena di gente. È magnifica. Ho 2 biglietti d'aereo per Rio, vuoi partire con me? Cosa? Avanti, ti ci vuole solo un po' di coraggio. Un'altra occasione così non ti capita più. Ma che stai dicendo? Ho il concerto domani sera. Senti, accetta la mia proposta. Dimentica il concerto e parti subito per Rio con me. Allora? Dimenticare il concerto. Ti conviene. Quel pianoforte è anche scordato. Dammi una mano tua ad accordarlo. Ci penserò. Allora vieni. Non sei tu l'accordatrice? Ormai è tardi. Ci hai pensato troppo. E forse hai avuto ragione. Si vede che dopo tutto non sono la tua donna ideale. D'accordo. Ti faccio un'altra proposta. Ti offro un emozionante giro turistico della città. Prendere o lasciare. Ma che succede? Oh mio Dio. È morto. Lo conosci? No, e io non c'entro niente in questa faccenda. E neanche tu. Dai, andiamocene da qui. Come sarebbe andiamocene? Qui bisogna chiamare la polizia. Fallo tu se vuoi. Io non chiamo nessuno. Io non voglio guai, tanto qui nessuno ci ha visto. Ma non possiamo mica lasciarlo così. Sta arrivando qualcuno. Dai, andiamocene via. Corri! Corri! Andiamo di qua. Ecco a lei. Arrivederci. Arrivederci. Salve, cosa vi porto? Io voglio una birra scura ghiacciata. Io invece voglio una china bollente. Non si può dire che abbiamo gli stessi gusti. Sembrerebbe di no, ma non si può mai dire. Che cosa senti? Calore. E come una vibrazione. Si vede che qualcosa ci unisce. Di forte. Ecco qua. Che cos'hai? Sei arrabbiato? Arrabbiato. Non avrei ragione di esserlo. Che vuoi che sia un concerto che forse non farò? E il cadavere di un uomo abbandonato in una sala. Capisco la tua reazione, ma stai calmo. Io non ho niente a che fare con questa faccenda. Quell'uomo non l'avevo mai visto e non ho paura. Lasciamo perdere. Aspetta un momento, resta qui. Che fretta hai? Vorrei esercitarmi un po' al pianoforte. Temo di aver perduto la concentrazione. Anche questo ti sembra strano? Potrei aiutarti io. Il fatto è che il piano posso suonarlo quando voglio. Con te non sono sicuro. Questo dipende Da cosa? da te. Da me. Allora adesso mi è venuta voglia di suonare.
Visto? Il piano non sarebbe rimasto muto. Il pianoforte va trattato con religiosità. È vero, quando è uno strumento di marca. Ma forse questo è da dilettanti. Forse, o forse no. Io me ne vado. Non so a che gioco stai giocando, ma so che non mi piace. Non sto affatto giocando. Io le cose le affronto così, va bene. E sparirò se è questo che vuoi. Così magari torni anche a sorridere. Tu sei pazza. Hai il cervello che non funziona. Io non credo a una parola di quello che dici. Però se ci fossi stata, il tuo orgoglio di maschio sarebbe gratificato. Ti saluto. Aspetta un momento. Non andare. Va bene, sono anche un'assassina. Sì, quell'uomo voleva violentarmi. E io l'ho ucciso. Legittima difesa. Sei soddisfatto adesso? D'accordo, d'accordo. In the dark, I can hear you breathing. Lying so close to you, but so far apart. In a so young. A me non piace giocare al buio con nessuno. Perciò voglio sapere chi sei. E che cosa vuoi da me? Voglio tutto. Vuoi tutto? Dica pure. Sì, vorrei parlare con Milano, prego. Sì, signore. Che numero, prego? 583-212. È urgente, per favore. Subito. Grazie. Non rispondono, signore. No. Se è un ufficio, forse non sono ancora arrivati. Allora, senta, le dispiace riprovare ogni tanto? Certo, signore. Grazie. Ma le pare?
Signorina, ha chiamato quel numero poi. Giorgio, Giorgio, sei tu? Sono Chiara. Voglio vederti subito, ho bisogno di te. Ti prego, raggiungimi. Sono in uno chalet in montagna. Ti spiego la strada che devi fare. Sta bene a sentire. Ciao, Giorgio. Hai trovato la strada? Quei fiori sono per te, perché sono felice di vederti. Non vedevo l'ora. Piano. Anch'io sono felice di rivederti. Ci eravamo lasciati male. Cominciamo a vedere le cose allo stesso modo. Vieni, ti faccio vedere la casa. È molto bello qui. E cominceremo dalla camera da letto. Ecco, è qui che dormiremo. È come se fossimo fuori del mondo. Siamo completamente soli, potremo fare l'amore come e quando vogliamo. Non lo trovi fantastico? Non ci sono neanche i fantasmi. Il tuo concerto è stato rinviato. Tu come lo sai? Ho preso io il messaggio. E perché non me l'hai detto? Perché stavi dormendo. O forse perché non te l'ho voluto dire. Io sono dispettosa. Vieni. Mi è sempre piaciuta questa casa. Ogni volta che ci vengo provo un'emozione indescrivibile. L'ultima emozione della mia vita. Perché mi hai chiesto di venire qui? Perché mi sento sola e avevo voglia di vederti. Sarà come dici, ma non posso restare qui per molto dopo quello che è successo. Hai ancora paura, non è vero? Sono terrorizzato e non capisco come faccia tu ad essere così calmo. Non ci pensare. È tutto finito adesso. Ora ci siamo solo noi due e nessun altro. Non sei contento? Tu credi che con il tuo fascino puoi ottenere tutto quello che vuoi, vero? Può darsi. Vieni. Portami a pranzo fuori. Sei bellissimo, Chiara. Ma chi è? Non lo so, ma saluta. Perché diavolo dovrei salutarlo? Per una questione di educazione. Ciao. Ma chi è? Se vogliamo restare qui, non ci dobbiamo fare di nemici. Conto, per favore. Subito, signore. Facciamo 2 passi.
stavolta ti ammazzo io! Non essere stupida! Io ho bisogno della tua firma, altrimenti finisco in galera. La cosa non mi interessa, non me ne frega niente. Allora tu te ne freghi della vita e del mondo intero. Vai a letto col primo coglione che passa? D'accordo. Si vede che questo appaga le tue emozioni. Ma io ti parlo di cose concrete. E se ricordo bene, una volta, quando ti si presentava l'opportunità di rimpinguare il tuo conto in banca, non ti tiravi indietro. Senti, Chiara, possibile che non vuoi darmi una mano, soltanto perché ti ho dato 2 schiaffi. Ma era tutta colpa mia. Se mi rivolgo a te è perché penso che nei momenti difficili il matrimonio ha sempre il suo valore. E non eri tu che mi dicevi di darmi da fare? E cosa credi? Che anche se mostravo di avere le palle e la gente mi rispettava, io non ero vulnerabile come tutti gli altri? E credi davvero che adesso non dovrei difendermi da quei bastardi che vorrebbero farmi chiudere? Forse quelli non sono tanto bastardi. Non capisco cosa vuoi dire. Sai, può darsi che la tua azienda sia veramente una rovina per l'ambiente e danneggi le falde acquifere. E allora dovrei andare incontro al disastro solo per questo? Ma cosa dici? Non avrai intenzione di farmi un predicozzo ecologico? È una sciocchezza. Il mondo non è cambiato e io ci rimetto miliardi. Grazie. Giorgio, vieni qui. Ho qualcosa da dirti. Cosa è successo? Temo d'aver aiutato una persona a morire. Chi? Mio marito. Ma di che stai parlando? Si è sparato e io non ho fatto niente per fermarlo. È di là. Non può essere. Voleva uccidere anche me. Lui è sempre stato un violento. Hai quell'uomo che era all'auditorio. Veramente. Mi avevi detto che non lo conoscevi. Chiara, cosa diavolo sta succedendo? Dobbiamo far sparire il corpo, Giorgio. Smettila. Chiama la polizia. No, non mi crederete. Ma lui si è ucciso. Allora cos'hai da temere? Le cose sono andate così, non è vero? Lo vedi che non mi credi neanche tu. Coraggio, chiama la polizia, fai quello che ti pare, non mi importa. Giorgio, ho fatto sparire la pistola. Aiutami a nascondere il cadavere.
in questa storia adesso ci sei dentro anche tu. Che cosa hai detto? Accidenti. Abbiamo forato. E abbiamo levato la ruota di scorta per guadagnare spazio. Usa questa. Buonasera. Ha bisogno d'aiuto? No, la ringrazio, soltanto bucato, faccio in un momento. Con questo tempaccio. Sì, hai ragione. No, grazie, uso la bomboletta. Oh. Cos'è successo? Ho preso una stoppa tremenda. Si siede. Va meglio? Sì, sì, grazie. Beh. Queste bombolette quando funzionano sono veramente comode. Sì, sono un toccasana. Bene, allora buonanotte. Buonanotte e grazie. Buonanotte. Chiara? 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 Sì, Allora non capisco. sì, ho aspettato in sala concerti, ma non è venuto nessuno. Strano, perché doveva pensarci la signora Chiara Regis, la moglie del nostro presidente. È lei che si occupa delle relazioni pubbliche. Non si è fatta vedere. Ero sicura che l'avesse avvertita che il concerto è stato rimandato. La signora Chiara Regis. Sì, esatto. Ho capito, ma... Comunque si faccia vedere qui in segreto. Certo, allora verrò a trovarvi venerdì mattina. Bene, allora venerdì, signor Valli. Grazie. Arrivederci.
l'album che mi è chiesto. Grazie. De niente. Signorina? Signorina? Allora, ha visto tutto? Grazie. Ma c'è una cosa che vorrei chiederle. Chiara Regis è una concertista e aveva talento. Sì, era molto brava. Grazie, è stata molto gentile. Ah, signor Valli, scusi, stavo dimenticando. Questa è la nuova data del concerto. Speriamo che non si rimandi più. Verrò senz'altro ad ascoltarla. Grazie. Arrivederci.
Grazie per quello che hai fatto. Grazie per cosa? Per non aver chiamato la polizia. Dopotutto su quella pistola c'erano anche le mie impronte. Forse sto solo sognando. O sto diventando pazzo. Giorgio, ti prego smettila, non ne posso più. Se vuoi andartene, vattene e finiamola qui. E tu? Tu cosa farai? Ti prego, stringimi. I temporali mi hanno sempre terrorizzata. Fin da quando ero piccola. Spesso mancava la luce e io mi mettevo a piangere. Io non avevo più paura di niente. Le mie sofferenze cessavano di colpo. E da allora ho capito che l'amore è molto più forte delle tenebre. Domani mattina ce ne andiamo via da qui per sempre. Giorgio, non è necessario scappare, ragione. Ma tu non capisci. Io devo sentirti vicino a me. Ma io sono qui. Ti prego, resta. Non lasciarmi. Ma non capisci che se restiamo qui prima o poi finiscono per beccarci. Non è vero. Come sarebbe, non è vero, Chiara? Tu devi ragionare, devi ritornare sulla terra. Ti sei calmato? Hai bisogno di qualcosa? È troppo pericoloso rimanere qui. Sarebbe meglio andarsene. Non cambierebbe nulla tra noi. Ma mi hanno pedinato, ti rendi conto? Aspettami, ti preparo qualcosa di caldo. Bevi questa. Ma tu non hai paura per niente. Avanti. Ti ho fatto una domanda, vorrei avere una risposta. Io vado a fare qualcosa da mangiare. Allora vuoi rispondere o no? Questa non è una risposta. Perché non la finiamo? Chiara? Vieni, dammi una mano. Lo sapevo. Presto, i cappotti. Vado io, aspettami. Penso che non ci sia nessuno, possiamo andare. Aspetta, fammi riprendere fiato. Dai, forza, siamo quasi arrivati. Seguimi. Solo un minuto.
Povero Giorgio, tanti guai e tutti per colpa mia. Io continuo a non capirti. Io non mi farei troppe domande. E invece mi sto chiedendo se esisti davvero. Qui staremo al sicuro, vedrai. Ma finiranno per trovarci. No, nessuno sa di questa mia vecchia casa di famiglia. C'è solo un custode che non parlerà. Perché ne sei così sicura? Aldo mi conosce da quando ero bambina. Mi è affezionato. Che silenzio. È proprio insopportabile. Qui la chiamano pace. La pace della morte. Vedrai che prima o poi qualcuno troverà il cadavere di tuo marito. Cos'è? Hai paura che uno di noi possa finire in galera? Come sarebbe uno di noi? Dovevo dire tutti e due. Non succederà, sta tranquillo. Io non ci resisto qui. Questo è un problema tuo. Se non ce la fai, non so proprio come poterti trattenere. L'hai ucciso tu, vero? È così! Lo so che tu vorresti che ti rispondessi di sì. Perché vuoi rovinare tutto? Non devi torturarti. Così bello qui. No, non è affatto bello. Io mi sento prigioniero di questa situazione. Se avessi chiamato la polizia, adesso non sarei qui. Perché continui a pensarci? Devi pensare solo a noi due. Dimentica, lui è morto. E tu credi di cavartela così? È un po' troppo facile. Voglio sapere esattamente come sono andate le cose. Io devo uscire da questo incubo, capito? Giorgio, tu non hai mai avuto fiducia in me. Perché non mi hai mai detto la verità? Lasciami stare. Io ti odio. No! Ti stai comportando come lui.
Valli ha detto, sì, mi pare di ricordare qualcosa. È un concertista, non è vero? Gli morì la moglie in circostanze misteriose 8 anni fa e dissero suicidio. Comunque adesso vediamo, signorina. Avrete sicuramente qualche articolo, a quel tempo era già famoso. Sì, dovrebbero esserci, magari ci vorrà un po'. Ne avrei bisogno subito, però. Allora dovrebbe andare in archivio. Va bene, grazie. Di niente. Vado al magazzino a prenderne. Il cadavere è stato ritrovato su segnalazione di un boscaiolo. La morte risale a 4 o 5 giorni fa. Un colpo al cuore sparato di traverso, da breve distanza. Lei ovviamente non ne sa nulla, no? Si cerchi un avvocato, è nel suo diritto. Le ho detto che vivevo separata da lui da 7 mesi. Non ne so niente. E poi potrebbe anche essersi suicidato. Aveva problemi finanziari. E aveva già tentato una volta. Ma lei in quello chalet ci vive, con un uomo, un musicista. E negli ultimi tempi suo marito non si era mai fatto vedere. Lo chiederemo anche al signor Valli quando lo troveremo. Se lei non vuole né rispondere né collaborare con la polizia, si tenga a disposizione del magistrato. Le verrà ritirato il passaporto e non dovrà lasciare la città per nessun motivo. Prego. Riceverà un mandato giudiziario di comparizione. Arrivederci. Arrivederci. E si tenga a disposizione. Il caffè è pronto. Lo sai che la polizia è venuta a cercarci qui? E io ho avuto paura a farmi vedere. Ma non ho niente da nascondere. Però non puoi provarlo. Io non ho ucciso nessuno. Neanch'io. Allora vediamo di darci un taglio. Devi venire con me. Vuoi andare alla polizia? Non essere così stupido. Non andare, non ti crederanno. Io non posso venire, voglio restare qui. Perché? Hai la coscienza sporca? No! Mio marito ha sparato anche a me prima di uccidersi. Ah sì? Questo lo dici tu. Dove vai? Me ne vado, lontano da te. Al procuratore della Repubblica di Bolzano. La sottoscritta Chiara Regis denuncia il signor Giorgio Valli di omicidio colposo. Omicidio preterintenzionale.
E se avesse detto la verità? Per una volta? Perché no? Devo trovare la pistola. Sono sicuro che l'ha nascosta qui, da qualche parte. Dove può essere? Mancano 2 proiettili. Allora ha detto la verità. Può aver prima sparato a lei, mancandola ovviamente. L'ha mancata e poi si è ucciso. Sì, ma se è andata così, dov'è finita la prima pallottola? Me lo farò dire da lei. Chiara? Chiara? Aldo, ha visto la signora Chiara? No, signor Valli, mi dispiace. Se la vede, le dica che la sto cercando, è importante. Quella denuncia è assurda, del tutto insensata. Non è vero niente. Crede che io sia impazzito. Ma come io le porto qui la pistola e lei mi incrimina? Io non ho ucciso nessuno. A noi ci ha tolto il fastidio di cercarla. E i precedenti non l'aiutano di certo. La vicenda di sua moglie non gioca a suo favore. Si cerchi un avvocato. Non voglio un avvocato. Io voglio parlare con Chiara Regis. Procediamo.
Ciao. Ciao. Non ti aspettavo così presto. Non ha importanza. Che cosa gli hai detto? Cosa? Che gli hai detto di me? Non hanno niente in mano. Bleffano. Stammi a sentire. Devi fare esattamente quello che ti dico. Sono stati sparati 2 colpi da quella pistola, di cui uno è andato a vuoto. Tu devi soltanto trovare dove sia andato a conficcare. I tecnici della polizia, dopo aver stabilito l'esatta traiettoria, sapranno con certezza da dove è partito il colpo. Ma devi assolutamente dire dove si è conficcato. Così potranno stabilire la posizione in cui si trovava tuo marito quando si è sparato. Tu cerchi solo di salvarti. Chiara! Ma non capisci che adesso io credo alla tua versione? Che sono io che voglio salvare te? Perché lo farei altrimenti? Tu non mi ami più. E quella fotografia che hai preso all'associazione musicale, che cos'è? Forse la volevi solo per ricordo? In quel momento avevo le idee confuse. No, la verità è che hai sospettato di me fin dal principio. Sono stato proprio uno stupido. Ecco la pallottola. Effettivamente i 2 colpi possono essere partiti dalla stessa posizione. Questa pallottola è identica all'altra? Sì, e la traiettoria del colpo mortale è da destra a sinistra, quindi esclude un colpo di un'altra persona. Perché è chiaro che avrebbe avuto una traiettoria con angolazione diversa, non avendo la stessa potuto sparare il primo colpo da quella posizione sulla spalliera del letto. Qualche segno di colluttazione sul cadavere? No, l'unica traccia che abbiamo è del sangue della vittima sul pavimento, come ci ha descritto la signora. Bene. La versione della signora sembra credibile. Il signor Varley verrà scarcerato, in libertà provvisoria. Rimane l'occultamento del cadavere per tutti e 2. Io torno in procura. Buongiorno.
Dove stai andando? Il mondo comincia ad andare al contrario. Una volta erano gli uomini ad attaccare discorsi. Dai, Sam. Allora, che cos'altro vuoi? Non lo so. Ho un gran senso di vuoto. Anche io. Ma tu hai il tuo concerto. Hai proprio deciso di andartene? È la decisione più saggia di tutta la mia vita. Non hai notato niente di diverso in questa stanza? No. Guarda il letto. Che cos'ha? Le spalliere sono identiche, io le ho scambiate prima del sopralluogo. Me l'hai fatta venire tu l'idea. Così è cambiata la dinamica degli spari e della morte di mio marito. L'hai ucciso tu. L'ho fatto per te. Avevi dimenticato un piccolo dettaglio, Giorgio. Che io sono mancina. Resterai sempre con me.
close the door behind you. Make some coffee and leave the table just like Daddy wanted. And now, when all disappear, you forget that once you said we share our lives forever. When baby, wake up to the morning sun and say their lives have just begun.